Il conto alla rovescia è partito. Gli alpini si preparano al raduno del terzo raggruppamento che quest'anno si terrà dal 13 al 15 di giugno a Conegliano. La voglia di ritrovarsi è fortissima e nella sede delle Penne Nere del gruppo di Ramon Di Loria fervono i preparativi. Noi siamo pronti a partire, sempre come sistemava una volta con i carri, con i nostri zaini, con le nostre tendopoli per dare accoglienza e amicizia a chi ci viene a trovare e dare ospitalità. Questo è il sistema alpino, questa è la voglia di noi alpini per stare insieme, per volerci bene, ma soprattutto per darci una mano. Da Conegliano alla Giulia il passo è molto breve e lo è pure dalla Giulia al terremoto del Friuli, con gli alpini per primi a dare una mano alle popolazioni colpite dal sisma anche nelle difficili fasi della ricostruzione. Ho conosciuto anche il grande presidente, ex presidente della Montegrappa, Bortolo Busnardo, che è arrivato con la sua carretta con picco, pale e baili, senza tante magliette e telefoni e via dicendo, subito all'opera, perché diceva il sindaco di Treviso, grande alpino, per fare a Malta che vuoi il Sabion e vuoi tanta voglia di lavorare e braccia. Questi erano gli anni, però si riusciva a produrre, si riusciva a fare tante cose incredibili da credere. Gli alpini della Montegrappa si avvicinano alla Triveneta di Conegliano con il motore a 1000 e il serbatoio ancora pieno delle emozioni vissute alla Nazionale di Biella. Noi siamo partiti per Biella con il nostro camioncino, con le nostre tende, con le nostre griglie e siamo arrivati a Biella. Abbiamo fermato il camion, abbiamo visto una persona, abbiamo chiesto: possiamo accamparci? E loro ci hanno detto: avanti, siete arrivati, eravamo qua che vi aspettavamo. E alla fine ci hanno dato di tutto e di più e ci hanno fatto i complimenti dopo averci dato l'acqua, luce, da dormire. Non so cosa dire altro. La voce trema e mancano le parole anche agli alpini quando ricordano l'affetto della gente nelle adunate di Vicenza e Biella, perché sanno che a Conegliano, terra di Penne Nere, tutto questo ritornerà ancora una volta a riempire il cuore e gli occhi con le vite, le voci, i volti e la musica della adunata.